Benvenuti a Modo di Bere Italiano, il podcast su bevande e detti locali. Sono la conduttrice Rose Thomas Bannister. Il mio ospite oggi è Fabio d'Artemis Maniago Marchio, viticoltore del Friuli Venezia Giulia e sostenitore del vitigno rosso Tazzalenghe, di cui si contano solo 6 ettari piantati in tutto il mondo. L'azienda di famiglia di Fabio, Conte Artemis Maniago, ha una storia vinicola lunga 400 anni. Prima di iniziare l'intervista vorrei ricordarti che Modo di Bere è un podcast supportato dagli ascoltatori. Prenditi un momento per visitare patreon.com/modo di bere e diventare un sostenitore a pagamento per accedere a contenuti educativi esclusivi su bevande e dialetto. Fabio e io saremo qui al tuo ritorno. Fabio, una delle prime cose che mi ha affascinata del vino italiano sono le famiglie che mantengono le loro tradizioni a volte da 5 generazioni. Ma il sito web di Conte d'Artemis Maniago dice che la vostra storia ha quante generazioni? 18. Com'è per te portare avanti una storia così importante e se avessi deciso di voler fare l'avvocato? Sarebbe stato un problema. No, vabbè. Sicuramente si sente la pressione perché 18 generazioni comunque sono sì, un lasso di tempo abbastanza lungo. L'azienda diventa di proprietà della mia famiglia il 15 febbraio del 1585 a seguito di un matrimonio, quando tale Lavinia Freschi di Cuccagna sposa Pompeo di Maniago e lei porta in dote l'azienda, ed è anche la ragione per cui abbiamo giorno, mese e anno, perché c'è un atto di matrimonio, quindi un foglio di carta stampato che noi abbiamo la fortuna di aver conservato. Quindi teoricamente, diciamo, essendo più moderni, potremmo anche dire che andiamo oltre le 18 generazioni, andando a pescare anche dal lato femminile, diciamo. Purtroppo ai tempi erano quelli che erano, ormai è così che abbiamo cominciato a contare, probabilmente continueremo così. Quindi è una bella, per me personalmente è una bella responsabilità, perché non vuoi ovviamente mai essere la 18ª e ultima generazione. Però è una cosa che a me è sempre piaciuto fare, cioè, per tornare un po' alla domanda, e se avessi voluto fare l'avvocato avrei fatto l'avvocato, quello indubbiamente. Nessuno mi ha mai obbligato a fare questo mestiere, per fortuna, perché essere obbligati a fare un lavoro non è mai, non dà mai ottimi risultati. Sempre stata una cosa che ho voluto fare. Io ho la fortuna anche di essere cresciuto sostanzialmente accanto all'azienda, quindi volente o nolente era una cosa che faceva parte del mio quotidiano, vedere baricche, botti, vasche, trattori, era il mio vissuto quotidiano, diciamo. E quindi ci sono cresciuto un po' all'interno, cioè è stato un percorso che per me è stato molto naturale in quel senso, e ormai sono in azienda da 4-5 anni, 3-4-5 anni, non mi ricordo neanche più, e mi piace, sono contento, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Allora, Fabio, ci siamo incontrati allo stand Tazzalenghe, alla mostra Micro Mega, una mostra speciale di piccoli agricoltori sui vitigni autoctoni a Vinitalia, curata di Indagara. Produci vino a vitigni autoctoni da vitigni autoctoni come Ribolla Gialla, Malvasia, Schiopettino e naturalmente Tazzalenghe. Perché ti interessano così tanto le uve autoctone? Allora, sì, noi in azienda coltiviamo più di 20 varietà diverse di uve, quindi una buona parte, se non tutti, gli autoctoni e anche tantissimi internazionali: Pinot Grigio, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet, Merlot, insomma abbiamo una selezione abbastanza completa, e quindi penso di poter parlare un po' di entrambi. E a me i vitigni internazionali piacciono molto, cioè a me il Merlot di Buttero piace moltissimo, il Pinot Grigio secondo me è un vitigno veramente veramente di alto livello, se fatto nella maniera giusta e se i vigneti sono posizionati nelle zone giuste, pur essendo varietà internazionali che sono in Friuli da ormai centinaia di anni, in alcuni casi che hanno trovato
un suolo, un terreno, un clima che gli ha permesso veramente di svilupparsi al meglio. Se parliamo di Sauvignon, alla fine le 3 aree diciamo più quotate per fare Sauvignon: Sancerre, Francia, Nuova Zelanda e Friuli. Se parliamo di Pinot Grigio, mediamente il Pinot Grigio di alta qualità è riconosciuto, penso sia abbastanza insomma sereno come concetto, viene dalle colline friulane, non viene da altre zone paradossalmente. Quindi io riconosco alle varietà internazionali di essere varietà di altissimo livello che possono dare grandissimi vini e che sono qui da secoli, va bene, però non sono comunque varietà autoctone, non sono comunque varietà che si sono adattate, che sono cresciute in Friuli e soprattutto che fanno parte, diciamo, della nostra cultura alla stessa maniera. E in quell'ottica io e mi permetto di dire anche i miei genitori e anche chi c'era prima di loro in azienda abbiamo sempre avuto una preferenza per le varietà autoctone. Le abbiamo sempre portate avanti lentamente negli anni, stiamo mettendo un po' da parte anche le varietà internazionali. Lo Chardonnay è un vino che praticamente non vinifichiamo più, una volta facevamo anche Rosato, una volta facevamo Traminer, tutte varietà che Pinot Bianco, tutte varietà che lentamente stiamo un po' alla volta dismettendo. Ovviamente in agricoltura i tempi sono sempre lunghi e quindi insomma si fa un po' alla volta, non prenderemo la decisione di eliminare tutti gli internazionali in un colpo solo, sarebbe insomma una scelta scellerata, perdonatemi il gioco di parole, però un po' alla volta stiamo andando in quella direzione proprio perché l'autoctono per me ha sempre più valore di essere raccontato, ha sempre più valore di essere esplorato, ha sempre più valore di essere vissuto, soprattutto in un mondo che apprezza il vino anche perché, anche come modo di viaggiare rimanendo seduti in salotto. Se vuoi viaggiare in Friuli, certo il Pinot Grigio è un buon modo, però il friulano lo è sicuramente di più. Tazzalenghe in particolare, come questo gruppo di agricoltori ha iniziato a promuovere? Allora, il gruppo nasce da un'esigenza molto semplice, ovvero che Tazzalenghe sono più o meno 6,4 ettari in regione, se non sbaglio, e promuovere 6,4 ettari già è difficile se sono 6,4. Se poi diventano, come nel mio caso, più o meno 1 ettaro, diventa molto più complicato. Io faccio 1500-2000 bottiglie sulle vendemmie buone, quindi insomma promuovere un vino partendo da quei volumi ho sì e no la capacità di spedire i campioni ai giornalisti per parlarne, e comunque quei campioni pesano. Io non spedisco campioni di Tazzalenghe e non apro bottiglie di Tazzalenghe senza pensarci su un attimino, non perché mi piacerebbe farlo, però purtroppo il volume è quello che è, e quindi la necessità è semplicemente questa, è quella che se vogliamo presentarlo, se vogliamo raccontarlo, dobbiamo farlo assieme. Se non lo facciamo assieme non andiamo assolutamente da nessuna parte, e siamo abbastanza fortunati, diciamo, penso che si sia abbastanza fortunati da poter dire che è una cosa che funziona, e funziona anche perché in tutte le aziende è sempre una piccola gemma, diciamo, è sempre quella produzione piccola, limitata, ma di particolare valore. E quindi tutti quanti abbiamo l'intenzione di farla conoscere, ma non abbiamo la pretesa di essere il grande produttore di Tazzalenghe, l'azienda che produce il miglior Tazzalenghe. Sono tutti ottimi Tazzalenghe, si collabora assieme, si lavora assieme molto bene. Abbiamo fatto degustazioni in regione, abbiamo fatto degustazioni fuori regione, abbiamo fatto per svariati anni anche un piccolo stand al Vinitaly, che comunque insomma è la fiera più importante del vino italiano, quindi insomma ha il suo rilievo. Abbiamo la fortuna di aver avuto Ian D'Agata, che ha parlato di Tazzalenghe e continua per fortuna a parlare di Tazzalenghe, perché anche lui, anzi lui per primo forse, riconosce nel Tazzalenghe un vitigno straordinario, perché c'è anche quello che va detto, il Tazzalenghe in sé, senza neanche parlare di tutto quello che c'è attorno, la storia, la cultura, la tradizione, la rarità. Il Tazzalenghe come vino è un vino che per me è straordinario, un vino di un'eleganza invidiabile a tantissime altre varietà che ci sono in Friuli e nel resto del mondo. E Ian per primo, diciamo, ha riconosciuto questa cosa nonostante appunto la ristrettezza della produzione, e quindi lui è stato il primo a spingerci a portare avanti queste idee, a promuovere questi vini nella maniera insomma più efficiente, tra virgolette, possibile, nella maniera migliore e meglio possibile. Sei anche presidente della società di Pignolo? Sì. Oh, parliamo un po' di
pignolo. Sì, il pignolo è un'altra varietà autoctona friulana. Di solito io quando ne parlo la confronto al Barolo del Friuli, diciamo. Un'altra varietà a bacca rossa, un'altra varietà da lungo invecchiamento. È una varietà su cui c'è un po' più di produzione, perché sono una sessantina abbondante di ettari, quindi rispetto ai 6 sono molti di più. Nel grande schema delle cose 60 ettari continua a essere poco più di un'azienda, ecco, non stiamo parlando di numeroni e non un'azienda grande, un'azienda friulana. Quindi comunque l'esigenza alla base rimane la stessa e il vitigno rimane di grandissimo valore. E poi quello che a me comunque piace è che si parla di promuovere un vitigno a bacca rossa. Sarà che caratterialmente sono un po' bastian contrario, però in una regione che produce 80% vini bianchi e 20% vini rossi, mi piace l'idea che i produttori si stiano, diciamo, raggruppando, si stiano unendo dietro a vitigni a bacca rossa, vitigni peraltro anche molto importanti proprio al palato, in bocca, che sfida un po' l'idea, no? Per cui il Friuli sono i grandi Sauvignon, vini verticali, il friulano, eccetera. Quindi insomma è divertente, diciamo, e comunque porta avanti un certo tipo di tradizione, di cultura del vino friulano che sia refosco, che sia schioppettino, che sia pignolo, che sia tazzolenghe. A me fa sempre piacere quando un gruppo di produttori si mette assieme per portare avanti un ideale comune, un vitigno comune, ecco. C'è una ricchezza di varietà in Friuli Venezia Giulia, no? Sì, senza confini, io penso, nel senso che noi abbiamo friulano, ribolla gialla, malvasia, verduzzo, picolit, tazzolenghe, pignolo, schioppettino, refosco dal peduncolo rosso, refoscone, refosco di Faedis, abbiamo il terrano, cioè, poi abbiamo altre varietà che sono molto piccole e di cui magari spesso ci si Chaglin, dimentica. Sì, c'è il Cividin, fumat, il cividin, il piculit neri, veramente, veramente tante, ecco. Ed è bello comunque che tutte le aziende in Friuli portino avanti questa ricchezza, perché alla fine il Friuli ha avuto la fortuna di non diventare mai una zona, una monocultura, no? In cui il Friuli non è mai stato identificato esclusivamente con il friulano, non è mai stato identificato esclusivamente con il Pinot Grigio, non è mai stato identificato prevalentemente con... Siamo un insieme di varietà diverse. Tutte le aziende hanno varietà autoctone, hanno varietà internazionali che convivono e convivono alla grande. E io penso sia anche nel carattere un po' del friulano quello che, ok, vediamo che il Pinot Grigio è facile da vendere, ci viene bene, il Merlot è facile da vendere, ci viene bene, però non faccio solo quello, cioè da parte ci tengo anche il refosco, ci metto il friulano, ci tengo il pignolo, ci tengo il tazzolenghe, quindi è un po', quello è, secondo me ha giocato una grossissima parte in realtà nel salvare tutte queste varietà autoctone, perché se andiamo a cercare nella storia tutte le regioni italiane, tutte le regioni del mondo avevano tantissime varietà autoctone, solo che sono state messe un po' da parte, sono state accantonate in favore di altre varietà internazionali autoctone che fossero, che in quel momento sembrava potessero funzionare da un punto di vista di mercato meglio. E in Friuli questo non è mai veramente successo. Noi, se venite in regione e parlate con i produttori, una cosa che vi diranno tutti quanti è che siamo bravi a fare il vino, siamo meno bravi a venderlo. Ed effettivamente forse anche questo nostro attaccamento alle varietà autoctone è una cosa che ha giocato nel preservare varietà come il tazzolenghe o il pignolo, per esempio, anche la ribolla gialla. E com'è possibile di contattarti, visitarti in Butrio? Come no? E noi siamo a Butrio a 10 km da Udine e il mio indirizzo mail è fabio@contedattimismaniago.it, il sito è contedattimismaniago.it, lì trovate tutte le informazioni. Se volete invece seguirci su Instagram, @attimismaniago _wines. Bom bom. Bom bom, esatto. C'è cosa di più di vuoi? Ma l'unica cosa che posso dire è, visto che insomma ci siamo conosciuti per il tazzolenghe e continuiamo a parlare anche per il pignolo, bevete vini autoctoni, visitate la regione Friuli Venezia Giulia, andate in tutte le cantine che producono tazzolenghe, per esempio, come l'azienda Iacus, le Due Torri, Giampaolo Colutta, Marina Danieli, Ronco Margherita, Tenuta Bribus, Piticco e la Viarte. Sono sparse un po' in tutto il Friuli, quindi anche soltanto visitando quelle vedete una grossa parte del Friuli. Assaggiate varietà autoctone anche da casa, parlatene con gli amici e Forza Friuli. Grazie Fabio. Grazie. Grazie per ascoltare. Ovunque tu vada e qualunque cosa tu beva, ricorda di goderti la vita e non smettere mai di imparare.
Sostienici su Patreon, prendi la newsletter su mododibere.com. Iscriviti al canale YouTube Modo di Bere per guardare lo spettacolo di viaggio Modo di Bere TV. La musica è stata composta da Ersilia Prosperi per il gruppo OU.